Il pubblico ministero Chiara Bisso non cambia idea e conclude la requisitoria ribadendo la richiesta di disporre un processo, il rinvio a giudizio di tutti gli imputati perché la vicenda si possa approfondire in un dibattimento. Sotto accusa l'ex sindaco di Porto Empedocle, attuale di Agrigento, Lillo Firetto, l'ex dirigente dei servizi finanziari e 5 revisori dei conti. L'udienza preliminare sulla presunta falsificazione dei bilanci del comune di Porto Empedocle proseguirà il 30 settembre e il 7 ottobre poi ci sarà la decisione del giudice Alessandra Vella che dovrà decidere se disporre o meno un approfondimento dibattimentale. L'ipotesi del pubblico ministero Chiara Bisso è che sarebbero stati falsificati i bilanci dell'ente fra il 2011 e il 2014, quando a capo dell'amministrazione c'era Firetto, per far quadrare i conti ed evitare che scattassero le sanzioni di legge per gli enti che non rispettano il patto di stabilità. Nella lista degli imputati, oltre l'attuale sindaco del capoluogo, candidato anche alle prossime elezioni del 4 e 5 ottobre, ci sono l'ex responsabile dei servizi finanziari dell'ente Salvatore Alesci e 5 revisori dei conti che si sono alternati in quegli anni. Sono Francesco Maria Coppa, Rosetta Prato, Carmelo Presti, Enrico Fiannaca ed Ezio Veneziano. L'inchiesta scaturisce da alcuni accertamenti della Guardia di Finanza. Sono 4 le ipotesi di falso in atto pubblico che vengono contestate a Firetto e si riferiscono alle attestazioni fatte nei bilanci, che in sostanza sarebbero stati gonfiati, inserendo fra le entrate, secondo l'accusa in maniera illegittima, la somma pagata dall'Enel a titolo di misure compensative per fare in modo che venisse occultato un buco di circa 3 milioni di euro, evitando di incappare nelle sanzioni previste dalla legge per i comuni che non rispettano il patto di stabilità.